È nata ufficialmente ADMO Veneto, l'unione regionale di tutte le associazioni provinciali dei donatori di midollo osseo. La firma è stata ufficializzata qualche giorno fa nella sede della provincia di Padova. Finalmente dopo 20 anni, il 21 di settembre, nasce ADMO Veneto, riunisce in maniera istituzionale la governance di ADMO, che era prima era data alle province, oggi diventa una governance regionale, come tutte le altre regioni della Federazione Nazionale ADMO. Tutti i comuni del Veneto hanno voluto sposare questa campagna di solidarietà e di sostegno ad ADMO, che fa un lavoro straordinario, lo fa da tanti anni. Però l'importanza del lavoro che fa ADMO ce ne rendiamo conto soltanto quando poi qualcuno ha bisogno concretamente in ospedale. Quindi noi come amministrazioni comunali abbiamo voluto proprio sposare questa partita, perché crediamo fortemente che le partite, soprattutto queste così delicate, si vincono soltanto giocando in squadra. Ci ispiriamo un po' al rugby, no? Che se tutti spingiamo verso la stessa direzione probabilmente arriveremo in meta, e credo che questo sia un primo passo importante, quindi un protocollo d'intesa che però va oltre la firma di questo protocollo, ma serve proprio per sensibilizzare le nostre comunità a donare. Ogni anno sono più di 1800 le persone che si ammalano di una malattia del sangue e che come unica terapia hanno bisogno di un trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. La compatibilità genetica è di una persona su 100.000 in tutta Italia. I donatori disponibili sono poco più di 460.000. Anche per il 2021 dunque servono nuovi donatori. È con questo obiettivo che dal 18 settembre è partita anche la campagna ufficiale di sensibilizzazione alla donazione del midollo Match It Now 2021, che coinvolge tutto il Veneto e si chiuderà il 9 ottobre. Anche quest'anno non si potrà scendere in piazza, ma ci saranno piccoli e grandi eventi in tutte le province. Torno a Match It Now, sappiamo che ormai abbiamo questo appuntamento di inizio autunno che ci prepara praticamente a una nuova stagione sia in termini di donazioni sia in termini anche di utilizzo. Dicevo prima e in altre occasioni che l'utilizzo del trapianto di midollo non può più essere considerata una terapia di emergenza, ma rientra ormai nel percorso terapeutico regolare di alcune patologie. Quindi dobbiamo adeguarci a queste esigenze nuove che di cui la scienza ci ha dato l'opportunità, e ADMO e le donazioni di midollo costituiscono effettivamente un'arma vincente per combattere queste malattie. È un grande lavoro che si fa nel territorio, la donazione. Non è un lavoro che si annuncia, è un lavoro che si fa concretamente parlando, soprattutto alle nuove generazioni, ai giovani. Ed è su loro che dobbiamo continuare a lavorare entrando anche nelle scuole, dove si parla di nozioni, ma si deve parlare anche di donazioni e della capacità di stare assieme e di guardare anche a chi oggi è in difficoltà.